Qui devo entrare. Buongiorno, adesso ci siete voi? Sì. Posso assistere o è a porte chiuse? A porte chiuse? Non è a porte chiuse, per me può rimanere. Pommi mi vuru. Grazie mille. Su giudici e staribendi, signori, entra la corte in piedi. Il suo nome, prego? Mi chiamo Lela Poletti di Milano. Ecco Lella Poletti di Milano, prego, si può accomodare. Il suo nome, prego? Io sono Lucio Belledu dei Birri. E così noci, sacci. In te si ben usati scudi questa corte. Io sono Lella Continentale di Milano, dove ho incontrato Lucio Beleddu. Appena l'ho visto mi è piaciuto ed ero troppo innamorata. È tutto filo liscio per noi, fin quando non sono venuta in Sardegna per le feste di Natale. Perché? Che cosa è successo in Sardegna per Natale? È successo che a casa di Lucio mi hanno fatto mangiare cose bruttissime, orrende. Lucio, poi tada si fatta papà e cosa brutta a sappi cioccarua? Non do vangamenti, che a mamma ha risciaccato rotto. Cosa legge, ma ti fatto papà e gusto a Milano. Gesù Maria, se ti che ci penso, tengo ancora i incubus. Ma insomma, si può riuscire i tassighettai a Cropus. Lella, cosa ti hanno dato da mangiare? Signor giudice, io sono arrivata qui poco prima di Natale e per il cenone mi hanno messo nel piatto un mazzo legato stretto di interiera di agnello. Guardi che loro lo chiamano maciamineddu, che schifo! Signor Lucio, e foste il tappapau? Siete che si domandano di middu, mi senten di male. A me mi mantevo stananti un bratto. E entro, ci era una rana, ai ci manna. Tutto scosciara. Orta riso con un manno suoi chi punta casti di mi fisso. Leggia questa rana. Gesù Maria, mi senten di male. Non è vero, ti sei sentito male perché sei goloso. Signor Lucio, inciando sul ti date papparadotto? Mangiata e se l'ha ingaggiato tutta una volta, sembrava un morto di fame. Perché non la smetti le fesserie? Lo sai perché ho fatto così? Sì, hai detto così, ma a casa mia tu non... A casa mia non ti ha creduto nessuno. Tu ne volevi altre perché sei goloso. Hai mangiato come un disperato. Signor giudice, io mo a non sapere rari. Fui veramente disperato. E poi non fai brutta figura. La sedi in soprato. Mi ci dà per bocconare tutta un'orta. E poi... Avete una miseria buffa assicurare. Ed ehi, Signor giudice, poi mi gusteranno fuori ancora via. terrori, Lella! Ma se era viva, secondo lei rimaneva nel piatto? In questa sede le domande le faccio io. Lella, secondo te se la rana era viva rimaneva nel piatto? No, ma quando mai avrebbe saltellato? Signor giudice, secondo me mi si non foto tu biafo pago morta. Sta dicendo così per discolparsi del suo errore. E perché la minestrina te la sei mangiata? Mi scusi signorina Lella, ma la rana era fatta in brodo? Noi la lessiamo e con il brodo ci facciamo la minestrina. Terrori, Lucio, ti sei papà usa minestrina? Città sì, c'è successo, ne manco da usciamo. Allora facciamo ordine. Lucio ha mangiato minestrina, erano in brodo, che orrore. Lella, tu hai mangiato maciamineddu arrostito. Com'era? Schifoso, tutti questi legacci maleodoranti. Poi, incuriosita, volevo sapere cosa c'era in mezzo a questi legacci. E cosa c'era, Lella? Cosa non c'era? Gli era come un laboratorio anatomico. Cuore, polmoni, fegato. Io mi sono sentita male quando ho visto e loro... E loro? Tutti ridendo, io mangiavo e piangevo. Che orrore! Che cosa chiede al suo ragazzo Lucio? Voglio tutti i soldi che ho speso per questa vacanza di Natale. Lucio, intendi ruasi? Sì, si ti dà poi intendi. Inciando su, e te rispondisi. Si dona, sa? Manca ci pensai, dai non dongo, manco uno franco. Banda bene, mi ritiro per deliberare. La corte esce. Mi stai facendo passare come morte di fame. Lo sai che a me le rane non mi piacciono. Noi in Sardegna le rane le lasciamo in sagungerua. E noi invece su Maciamineddu lo buttiamo nella spazzatura. Su giudici e torrendi.
questa richiesta del risarcimento da parte della signorina Lella a signor Lucio non può essere accolta. Poiché che si punti scambiamo su in prelibatezza sa desabidda in soro. Mi dispiace, signorina Lella, non su sardo su, non pagavo a nessuno su per bene a papà in noce. A chi ne vuole operai, si tu pagherà. Invece si Lucio, po' tu che ti serva per scramento e a ricordare de sudicio antico, moglie poi dei paesi tuoi. Così è deciso, la seduta è tolta. Su giudici e Acabao. Adesso mi presento, io sono Stella, giornalista del TG. Posso farvi una piccola intervista? Sì. E lei, signor Lucio, acconsente? Certo, prego. Ma com'era questa rana tutta scosciata? Non mi danno menili. Eppure a Milano non è morto ancora nessuno e rane ne mangiano. Come mai lei è così restio? Te le ragioni. A Milano non è ancora morto su. Quanti punti milanese su? Non su sardo su. Dove sono uomini. Stiamo a su mera. Signor Lucio, lei è molto simpatico. Dica, signorina Lella, ma com'era questo interiore? Cos'è che non gli è piaciuto? Il profumo o com'era cotto? Non me ne parli, era tutto disgustoso, immangiabile. Sentite, adesso come vi mettete d'accordo? Che io a mangiare fatto da mia mamma. E tu, Lella? Anche io vado da mia mamma. Allora fate come ha detto il giudice, moglie e bui dei paesi tuoi. Deu sì, arrioso. Arrivederci e grazie. E lei, signorina Lella, cosa farà? Anche io ritorno a casa mia, ho già il biglietto pronto, addio. Faccia un viaggio. E alla fine ognuno tornerà alla sua mamma. E quando si dice mamma si dice tutto.